La missione oggi, la difesa dei diritti e la lotta alla povertà, la difficile situazione della Siria. E questo è il tema dell'incontro promosso nella giornata di ieri dalla parrocchia della Beata Maria Gabriela di Nuoro in occasione del mese missionario che domani celebrerà in tutto il mondo cattolico la giornata missionaria, un appuntamento per focalizzare l'attenzione sull'opera silenziosa dei missionari nei paesi più poveri della terra e non solo, per accogliere offerte da destinare ai progetti di cooperazione di carattere sociale e pastorale, ma anche l'occasione per focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica su alcuni teatri di guerra in cui gli interessi economici delle grandi potenze e il fanatismo religioso si scontrano e spesso si alleano. L'incontro, coordinato da Don Pietro Borruzzo, ha visto la partecipazione di Vincenzo Pira, laico dorgalese impegnato fin dal 1976 in progetti di sviluppo delle comunità indigene nell'Amazzonia e poi in attività di cooperazione in Africa, America Latina e Medio Oriente. La Siria è uno di questi esempi. Alla lotta dell'opposizione al regime di Assad si è sovrapposta la spinta degli integralisti islamici che hanno creato un califfato, un teatro di guerra che dal luglio del 2013 vede padre Paolo Dall'Oglio, gesuita italiano, nelle mani dei rapitori islamisti. Questo nonostante le sue iniziative volte al dialogo interreligioso, una guerra di tutti contro tutti in cui i cristiani, cattolici e ortodossi stanno pagando al pari dei musulmani un caro prezzo. Una guerra che ormai è arrivata in Europa con milioni di profughi che arrivano in Occidente per sfuggire ad un destino crudele.